Temperature sopra la norma, quando ancora a farla da padrone dovrebbe essere l'inverno ed invece ecco che fioriscono i mandorli e sbocciano i fiori. Una situazione climatica sempre più pazza che però rischia di fare danni nel mondo dell'agricoltura, già flagellato dalla cimice asiatica. Ad un novembre piovoso ha fatto seguito, subito dopo aver piantato le culture autunno-invernali, modeste precipitazioni ed ora le temperature praticamente primaverili vanno ad incidere sulla crescita delle culture stesse. Freddo, caldo, si intervallano, ma il rischio è che la situazione precipiti. C'è una forte preoccupazione perché prima o poi arriveranno le gelate tardive e quando arrivano fanno sicuramente dei danni sulle piante già in attività, diciamo, di conseguenza questo è un grosso problema. Agricoltura che negli anni ha dovuto imparare a fronteggiare i cambiamenti climatici, insetti voraci, nuove regole, con il rischio incombente di raccolti distrutti o dimezzati, con conseguenti danni economici elevati per le attività. Da qui la necessità di trovare soluzioni che tutelino gli agricoltori. Non è un buon inizio, diciamo, ci fa sempre di più riflettere e mettere in campo tutte quelle azioni per la difesa delle imprese, di conseguenza l'invito che facciamo noi come associazione, come Coldiretti, come imprenditori, che bisogna tutelarsi, tutelare il reddito, per cui andare verso un'assicurazione che ci copra eventualmente dei danni che possono succedere da qui in avanti.